Finanziato il progetto per riqualificare l'area della tragica esplosione del 2021 a Ravanusa. Cosa sarebbe la Democrazia Cristiana senza Totò Cuffaro? Incidente stradale nei pressi di Fontanelle, ferito un uomo di Raffadali. Per lo sport, calcio, panoramica dalla Serie D alla promozione. Bentrovati da TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, finanziato dalla Regione Siciliana il progetto per riqualificare l'area di Ravanusa colpita dalla tragica esplosione del 2021. Arturo Cantella. Oggi presentiamo un piano di riqualificazione dell'area danneggiata dall'esplosione del 2021 che sarà restituita ai cittadini con un volto nuovo, un parco urbano dedicato alla memoria delle vittime della tragedia, spazi espositivi, un teatro e nuovi alloggi che andranno a sostituire quelli danneggiati, non più agibili, come già avvenuto per Niscemi. Il mio governo continua a prestare la massima attenzione alle richieste dei sindaci e dei cittadini che vivono in situazioni di particolare fragilità, facendo squadre e individuando soluzioni e risorse nel più breve tempo possibile per dare risposte concrete alla comunità. Questo quanto affermato dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenendo alla presentazione del progetto di rigenerazione urbana della zona di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove l'11 dicembre del 2021  9 persone morirono nel crollo di alcuni edifici in seguito a un'esplosione. Con Schifani, l'assessore alle infrastrutture Alessandro Ricò, assessore al territorio e all'ambiente, e l'assessore regionale Giusy Savarino con il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola. Innanzitutto dobbiamo dire che questa è una misura unica in Italia, non esistono altre misure che si stanno occupando di rigenerazione urbana in città e comuni dove ci sono state tragedie di carattere non naturale. Lo stanziamento è di 24 milioni, ci sono stati 3 progetti che sono stati ritenuti validi, il più grande è quello di Ravanusa che vale 24 milioni e poi Milazzo e Santa Flavia con un importo complessivo di 3 milioni e mezzo. Qua si prevedono 3 lotti, la riqualificazione di 54 abitazioni, qui invece nascerà una piazza che sarà dedicata, abbiamo sentito le parole del sindaco e dell'assessore Saverino, al piccolo Samuele, dopodiché ci sarà la riqualificazione la costruzione del teatro comunale. Grazie a una sinergia che si è creata tra la Regione Siciliana e il Comune di Ravanusa, una risposta concreta arriva e le istituzioni stanno dimostrando oggi, con la presenza anche del Presidente della Regione che ringrazio, che a Ravanusa questa comunità ha le istituzioni al proprio fianco. Non era facile perché non rientrava in nessuno dei canali di finanziamento classici e quindi ci si è inventati una misura specifica grazie al Presidente e all'assessore Aricò, e anche Ravanusa ha questa risposta di rinascita con 24 milioni. Una rinascita che non colmerà il dolore e le sofferenze delle famiglie, ma che certamente darà speranza. Abbiamo fatto tanto, il governo ha fatto tanto, hanno fatto tanto gli assessori Savarino e Aricò, il sindaco. Noi contiamo di battere ogni record, naturalmente con la buona volontà di tutti, dell'amministrazione. Oggi celebriamo una vittoria del sistema, abbiamo fatto squadra la volontà dei politici, delle istituzioni che volevano dare una risposta a chi ha subito questo dramma. Ci siamo riusciti, ma continueremo naturalmente a non distrarci perché l'impegno deve essere massimo e lo sarà. Vediamo con Arturo Cantella cosa sarebbe la Democrazia Cristiana senza Totò Cuffaro. La Democrazia Cristiana siciliana tira dritto dopo la decisione di Totò Cuffaro di chiedere il patteggiamento, scelta che ha riaperto il dibattito sul futuro del partito in Sicilia. La dirigenza regionale risponde con un comunicato firmato da Stefano Cirillo, segretario regionale, Laura Badessa, presidente regionale, e dai 9 segretari provinciali. Il messaggio è chiaro e netto: la DC non si scioglie, non si disperde e non si svende ad altri partiti.
Il comunicato parte da una premessa chiara, leggiamo con rispetto le analisi e le interpretazioni che in queste ore si susseguono sul futuro della democrazia cristiana in Sicilia, ma respingono l'idea che senza Cuffaro il partito è destinato a dissolversi. La democrazia cristiana non appartiene a un singolo uomo, si legge nella nota stampa, appartiene ai dirigenti, agli amministratori, ai militanti, ai giovani e alle donne che ogni giorno nei territori continuano a credere in un progetto moderato, popolare e profondamente radicato nei valori della buona politica. Sul punto politicamente più delicato, se la DC possa sopravvivere senza la figura che l'ha denominata negli anni Totò Cuffaro, Cirillo e Abbadessa non lasciano spazio alle ambiguità. In molti si chiedono se possa esistere una DC senza Cuffaro. La risposta è semplice, non solo esiste, ma è esattamente quella che abbiamo immaginato e voluto costruire in questi anni. Una DC descritta come giovane, aperta, dove non si può fare politica come servizio. I dirigenti siciliani pertanto non respingono quella che definiscono una lettura pregiudiziale da parte dei media. Anche ora, una volta, assistiamo a processi mediatici, letture pregiudiziali che sembrano ignorare la complessità delle vicende umane e politiche. Il tono si fa più battagliero quando il comunicato ripercorre la storia del partito. Sappiamo perfettamente quanto la democrazia cristiana sia stata spesso ostacolata, attaccata nel cercare di fermarla, eppure proprio quelle difficoltà hanno consolidato il nostro radicamento. La chiusura del comunicato ha affidato un passaggio ai detrattori. La DC non si cancella, continuerà a crescere, a rappresentare un pezzo importante della Sicilia moderata e popolare, continuerà a farlo convinta che certi valori non sono negoziabili. Incidente stradale nei pressi della bretella per Fontanelle sulla statale 189. Ad entrare in collisione due veicoli che procedevano nella stessa direzione. C'è un ferito che era alla guida di una 500 che si è ribaltata. Si tratta di un uomo di Raffadali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Le foto sono tratte dal giornale online Grandangolo. Si parlerà di sicurezza stradale venerdì alle 17 all'Hotel Dioscuri di San Leone nel corso di un confronto promosso dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada con i candidati a sindaco di Agrigento. Con l'iniziativa si vuole mettere al centro la sicurezza stradale anche con l'introduzione nel centro abitato delle zone 30. A Monteallegro nasce un circolo culturale come segno di riscatto da parte dei giovani. Vediamo. Oggi l'inaugurazione di questo circolo culturale a Monteallegro, fatto da un giovane con la partecipazione di tanti importanti personaggi. Da cosa scaturisce questa idea, questa voglia di creare un circolo culturale qui a Monteallegro proprio da un ragazzo giovanissimo? Da un profondo desiderio di riscatto. Nella nostra provincia sono tantissimi i talenti che non riescono ad emergere, principalmente giovani, e noi li facciamo emergere perché a noi ci etichettano come una generazione spenta, la nostra generazione è etichettata come una generazione spenta, ma non è vero, abbiamo bisogno solamente degli spazi giusti per accenderci, ma il circolo mette generazioni a confronto, sia i giovani e sia le persone più anziane. Ovviamente non bisogna fare tutto all'erba un fascio, e non sarei quel che sono se non fosse stato per il supporto da parte dei presidenti della provincia di Agrigento, quindi delle varie associazioni. Grazie mille, noi continueremo con questo progetto perché ovviamente il circolo si chiama il circolo si chiama Giovanni Meli, è intitolato a una figura importante, ovvero il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. E quindi noi affronteremo la cultura a 360 gradi perché Meli invita non fu solamente
un medico, ma non fu solamente un poeta, ma fu anche un medico e un grande scienziato. Inoltre non ci fermeremo con le attività a Montallegro, ma continueremo nelle varie zone della provincia e oltre. Quindi avete scelto un luogo di culto, proprio una chiesa per aggregare la gente? Sì, perché la chiesa è il cuore di una comunità che ovviamente noi non faremo solo attività qui in chiesa, li faremo anche in altre sedi, quindi a breve lanceremo il programma, un programma ben preparato, estivo per tutta l'estate, e siamo pronti, ecco, per diffondere la cultura nella nostra Sicilia tra la gente. Avete scelto anche parecchi ospiti? Sì, ci sono stati illustrissimi ospiti, sia delle vecchie generazioni. Abbiamo avuto la poetessa Giuseppina Mira, abbiamo avuto Alfonso Marchica, Enzo Di Natali, e abbiamo avuto poi anche giovanissimi come Davide Guarraggi. Ringrazio il mio direttore artistico, che è un giovanissimo, Fabrizio Rantazzo. Poi abbiamo avuto la banda di Montallegro, quindi Ercole Agatino Longo, che ringrazio, composta principalmente da giovani, e anche il liceo classico Empedocle, il coro del liceo classico Empedocle di Agrigento. Quindi la nostra iniziativa qui, che si è fatta oggi a Montallegro, ha riunito le comunità di Montallegro, le comunità di Porto Empedocle, le comunità di Agrigento tramite proprio al coro del liceo classico, e anche la comunità di Favara. Quindi tante comunità messe assieme per mettere in risalto la cultura. Oggi un importante momento culturale a Montallegro presso la sua chiesa, l'inaugurazione di un circolo. È una bella cosa perché la chiesa, diciamo, diventa momento di luogo e di ritrovo anche per ciò che è la cultura. È importantissimo soprattutto perché è messo in atto da un giovanissimo, 20 anni appena, Giuseppe Iati, che accende questo fuoco, questa curiosità, e lo fa in una maniera coinvolgente perché i contributi culturali che stasera in questo momento sta proponendo sono molteplici e plurali, perché c'è la musica, c'è la poesia, c'è la letteratura. Questo è molto incoraggiante e per noi come parrocchia è un onore ospitare tutte queste personalità. Una discarica a 2 passi da un asilo nido. Succede ad Agrigento in via Papa Luciani. Da alcune settimane l'indecente spettacolo è praticamente sotto gli occhi di tutti, a cominciare dalle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo, ma nessuno degli addetti alla raccolta sente il dovere di intervenire per porre fine alla vergogna che mette a rischio la salute. Fede e devozione alla matrice di Aragona in vista del 13 maggio con la regia di Pippo Calandrino. Il servizio di Arturo Cantella. Ieri sera si è svolto ad Aragona il Calamariano dell'Aurora, scritto e diretto da Pippo Calandrino. Un pubblico emozionato ha assistito a una rappresentazione voluta dal parroco Don Angelo Chillura, che ha proposto in questo modo un momento di preghiera, musica e poesia alla sua comunità. Applausi scroscianti per il coro Magnificat e il suo maestro Lilia Cavaleri e per Giovanna Cavaleri, il coro diocesano e il suo maestro Gabriella Fazzi, l'associazione bandistica Bellini diretta dal maestro Carmelo Mangiona, i musicisti nella liturgia Salvatore Cipolla, Michela Camilleri, Vanessa Capraro, Anna Grazia Montalbano, Fausto Bruccoleri e la presentatrice Margherita Trupiano. Don Angelo, oggi una manifestazione dedicata a Maria in questo concerto voluto da Pippo Calandrino qui ad Aragona nella Chiesa Madre. Un momento bello, emozionante, ricco di fede, di devozione. Abbiamo ascoltato, ma non soltanto ascoltato, abbiamo partecipato ai canti proposti dal coro Magnificat, il coro diocesano, la banda Vincenzo Bellini e vari protagonisti che hanno arricchito questa serata per lodare Maria. Tutto questo avviene in un momento in cui la comunità di Aragona si prepara a celebrare il 13 maggio la festa della Madonna di Fatima, una festa che ad Aragona è molto sentita, molto partecipata, che ha avuto inizio nel 1950 quando il cardinale Ruffini volle incoronare la Madonna di Fatima regina d'Aragona, ed è stato sempre un crescendo, la devozione è sempre aumentata ed è molto radicata. La gente ad Aragona è molto religiosa, è molto attenta
ai contenuti evangelici e ha anche una grande devozione alla Madonna. Io devo sempre esprimere gratitudine al Comitato della Madonna di Fatima, perché con il Comitato c'è una piena sintonia, si programmano tante attività, sia religiose, celebrazioni, momenti di preghiera, processioni, recita del rosario nei quartieri, ma poi si arricchisce questo momento religioso con altre iniziative che hanno un valore culturale e sociale. Questa sera abbiamo vissuto questo momento emozionante di questi canti proposti da questa manifestazione dell'Aurora, però il Comitato è anche attento alle problematiche sociali. Nel mese di maggio propone anche momenti di crescita, di conoscenza della storia. Il 27 maggio verrà presentato un libro sugli Giolfatai e le miniere di Giolfo di Aragona. Il giorno 30 si farà la prima giornata delle memorie dei caduti e delle vittime del lavoro di quelli che sono morti nelle miniere, cioè un comitato che veramente lavora ad ampio raggio. Ecco, per questo le iniziative si possono realizzare, perché nelle parrocchie c'è questa bellissima collaborazione di tanti laici che in maniera generosa ma anche con impegno fedele si spendono per il bene della comunità. Pippo Calandrino è il regista di questa manifestazione che si è svolta qui in onore alla Madonna ad Aragona, un evento che riesce sempre a catalizzare l'interesse della gente. Dell'Aurora è un galamariano, quindi è una bellissima esperienza per chi partecipa e per il pubblico, che è sempre numeroso e ci gratifica veramente col suo affetto. Un evento che tu hai creato 14 anni fa per un'ispirazione avuta a Roma e che ancora oggi riscuote tanto interesse, che in ogni caso tu aggiorni sempre costantemente in ogni esibizione. Ma abbiamo iniziato in effetti qualcosa partito più o meno 14 anni fa. Un'ispirazione, sì, è vero, un'ispirazione. C'è stato un preciso momento in una basilica romana durante una messa, il canto finale fu dell'Aurora e io mi unii al coro cantando il ritornello e in quel momento sentii forse proprio quasi l'esigenza di scrivere qualcosa, di creare qualcosa per la Madonna. Cominciai, tornato a casa, cominciai a scrivere questi versi, queste cose, e nacque così lo spettacolo. Ho coinvolto i miei amici musicisti, il maestro Graziella Fazzi con il coro diocesano, il maestro Lilia Cavaleri con il coro Magnificat e il maestro Carmelo Mangione con l'associazione bandistica Vincenzo Bellini, che hanno sposato subito l'idea e così è nata dell'Aurora. Grazie, oggi è una giornata importante, volevo ringraziare l'eccellenza Vescovo Padre Nino Raspandi per averci portato qui ad Acireale e portare il tema L'arte della salvezza, della storia favolosa di Marcauti scritta da Carmelo Santo. Quindi devo dire che oggi è un tema fondamentale per i ragazzi per far capire cos'è la spiritualità, il riscatto, la vita sociale di tutti i giorni e che ognuno di noi possiamo farcela, come ce l'ha fatta io, la potete fare anche voi. Nuove prospettive tra diritto e salute mentale, un congresso a Trapani organizzato dall'azienda sanitaria provinciale. Questa 2 giorni intanto diciamo che è andata benissimo oltre ogni aspettativa. Questo convegno, che è stato organizzato anche da altre ASP, nasce da una idea della regione, dell'assessorato regionale sanità,
relativamente al potenziamento del DSM, ma specificatamente sui pazienti autori di reato. E quindi questo convegno nasce dal fare emergere tutte quelle problematiche che ogni giorno gli operatori del Dipartimento Salute Mentale si trovano ad affrontare relativamente ai pazienti autori di reato, all'applicazione di misure di sicurezza e alla gestione di questo tipo di pazienti, che sono pazienti che hanno commesso dei reati, però sono anche dei pazienti, quindi si va ad unire, oltre alla necessità di proteggere, diciamo, la collettività, anche la necessità di cura. Questa 2 giorni ha dato spunto a una serie di scambi di idee fra medici, psichiatri, psicologi, tra esponenti dell'autorità giudiziaria, pubblici ministeri, giudici delle indagini preliminari, nonché anche con una parte dell'avvocatura. Qui in Sicilia abbiamo soltanto 2 REMS, cioè 2 residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, che hanno circa una 60ina di posti, a fronte ad esempio che in Lombardia è stato trasformato l'ex OPG, ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione dello Stiviere, in 8 REMS con un numero di posti che supera abbondantemente i 180 posti, e quindi riesce a dare delle risposte a quelli che sono i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Addirittura, questo si è appreso durante queste 2 giornate, in Puglia hanno creato una rete virtuosa di comunità terapeutiche dedicate ai pazienti autori di reato, e quindi non hanno problemi di inserimento di questa tipologia di pazienti in comunità terapeutiche, diciamo, fra virgolette, normali, dove andrebbero soltanto pazienti con patologia psichiatrica che non hanno commesso reati, e quindi, diciamo, pazienti che risultano gestibili da un punto di vista psichiatrico, a differenza di altri con disturbi di personalità gravi che vanno un po' a sovvertire quello che è il normale andamento alla routine delle comunità terapeutiche. L'auspicio intanto sarebbe in una maggiore collaborazione, e quindi stabilire dei protocolli di intesa fra dipartimenti di salute mentale e autorità giudiziaria, e poi quello che in ogni caso aumentare il numero di posti in REMS. Conclusa ieri pomeriggio con la replica di Fata Morgana con Gianfranco Iannuzzo la stagione teatrale al Pirandello. Grande successo anche quest'anno per il Teatro Pirandello, con la soddisfazione del direttore artistico Roberta Torre, che ieri al termine dello spettacolo di Iannuzzo ha sottolineato la presenza di 2 donne alla guida, lei alla direzione artistica e Alessandra Fiaccabrino, nuovo direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello. Fata Morgana è intanto uno spettacolo che diverte, fa riflettere e anche commuove, ma con Iannuzzo sul palco a prevalere sono le risate. Accanto all'attore 4 musicisti: Angelo Palmeri, Chiara Buzzurro, Alessio Lachina e Nicola Grizzaffi. Come annunciato da Roberta Torre, a breve ci sarà la presentazione della nuova stagione. Siamo giunti allo sport, parliamo di calcio, di Serie D e promozione con Carmelo Lentini. Ormai è tempo dei play-off e play-out. Nice e Reggina, per esempio, hanno superato il turno dei play-off di Serie D Girone I e vanno avanti nella competizione. Infatti la Nice ha superato la Gelbison per 4-0, mentre la Reggina ha superato l'Athletic Club Palermo per 1-0. Per quanto riguarda i play-out, la Cireale e Messina retrocedono nel campionato d'eccellenza. La Vibonese infatti ha sconfitto le città di Cireale per 1-0, mentre il Ragusa ha pareggiato con il Messina, ma essendosi classificata a fine campionato meglio della squadra peloritana, praticamente si salva. In eccellenza il Camarat supera in finale playoff il Partinico Audace grazie a un gol di Marchica e così approda in semifinale nazionale. Entusiasmo alle stelle per i tifosi di Cammarata, che adesso sognano ad occhi aperti la prossima sfida contro un avversario della Calabria. Scendiamo di categoria.
Nei playoff di promozione Girone A c'è stato il crollo interno dell'Aragona, che dinanzi al pubblico amico ha ceduto in semifinale playoff con i cugini del Gemini. A decidere la gara è stato il bomber Stassi, autore di una doppietta che non ha lasciato scampo alla squadra del tecnico Carmelo Giordano. Va avanti così in finale la compagine biancorossa, che adesso affronterà i Valderici. Va bene anche al Casteltermine, che nel play-out con l'Aspra vince con una quaterna di rete e salva la stagione. Per quanto riguarda il play-off del girone D tra Acregas e Gimnica Scordia, non sono bastati i 90 minuti regolari per decidere la qualificazione ed accedere al turno successivo. A decidere il match è stato il solito Ten Lopez, con un gol dei suoi che ha mandato in visibilio il nutrito numero di tifosi presenti allo stadio russo. Adesso l'Acregas dovrà vedersela con lo Ionica di Santa Teresa di Riva in campo neutro. Per quanto riguarda l'altra semifinale del girone B, Orlandino ha superato il Città di Villafranca per 2-0 e così accede alla fase successiva, ma per conoscere l'avversario dovrà attendere l'esito della gara tra Gemini e Valderice. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.